Un cordiale saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo, sono Don Alessio Magoga. Oggi abbiamo qui con noi Don Andrea Forest, delegato della Pastorale Sociale Diocesana e recentemente è stato anche nominato direttore della Caritas. Don Andrea, vuoi un po' dirci come è nata questa nuova vocazione, questa nuova missione che il Vescovo ti ha domandato e soprattutto c'è qualche relazione, qualche opportunità nel mettere insieme questi due importanti uffici diocesani? Beh, come è nata è presto detto, insomma, attraverso le parole del Vescovo, non c'è stata una particolare preparazione a questo incarico, ma dentro questa obbedienza alla Chiesa, alle necessità della nostra diocesi, espressa dalle parole del Vescovo, c'è una dimensione fondamentale della vita della Chiesa, che è appunto quella della carità, del tenere vivo questo rapporto di prossimità verso l'altro, soprattutto verso l'altro in condizioni di disagio, di fatica. La carità è la dimensione di credibilità e di verità della nostra fede. Senza la carità il resto è soltanto retorica, quindi è ciò che dà anche profondità al nostro impegno cristiano. Certamente coniugare insieme carità, caritas e pastorale sociale diventa un'opportunità a livello nazionale anche auspicata in molti convegni che si fanno, proprio perché si occupano della stessa natura, dello stesso genere di problemi. La pastorale sociale lo fa più a monte rispetto a quelle che sono problematiche generali, politiche, di natura economica o di natura organizzativa, mentre la Caritas lo fa più a valle rispetto a quelli che sono poi bisogni concreti ed emergenze che possono nascere. Entrambe quindi sono pastorali che si occupano anche di crescere in alleanza reciproca per far fronte alle difficoltà del vivere sociale, cogliendone le cause, agendo sia a monte nelle strutture sociali fondamentali, sia anche poi nella prossimità, nell'incontro con le persone. Quindi Caritas e Pastorale Sociale sono chiamate un po' ad aiutarsi a illuminarsi vicendevolmente dentro uno stesso movimento di attenzione, di Chiesa in uscita verso il bisogno dell'uomo del nostro tempo. La Caritas italiana ha recentemente compiuto 50 anni nella nostra diocesi. Sono 43 gli anni che la Caritas ha già alle proprie spalle un cammino importante, interessante. Riesce a cogliere una sorta di maturazione, di sviluppo nel percorso che la Caritas diocesana di Vittorio Veneto ha realizzato in questi 43 anni? Sì, non ho proprio uno sguardo su tutti e 43 gli anni di questo cammino. L'ho seguita più da vicino negli ultimi anni, in cui poi in modo particolare ho assunto anche il ministero di prete. Arrivando in Caritas in questo preciso frangente, l'impressione che ho avuto è una progressiva apertura di Caritas alla realtà, ad avere i piedi per terra. Usiamo questa immagine, sguardo al cielo, nel senso di avere degli ideali chiari e distinti a cui far riferimento, quelli del Vangelo alla fine, ma piedi piantati per terra, dentro la realtà che sta vivendo. Quindi Caritas via via è passata ad essere soltanto una realtà pastorale, di animazione delle nostre parrocchie, che poi si è tradotta anche nella raccolta di generi alimentari, nella distribuzione a chi ha necessità. Certamente tutto questo, e continua ancora ad essere così, ma insieme a questo è stata anche capace di produrre delle opere segno. Penso in modo particolare, senza nulla togliere ai predecessori, anche a quello che ha fatto Don Roberto Camillotti nell'ultimo periodo in cui è stato direttore, la cooperativa sociale agricola Terra Amica di Mansuè, poi la casa dello studente qui a Vittorio Veneto con i laboratori di falegnameria, sartoria, poi probabilmente un laboratorio di legatoria, ancora il laboratorio di cucina. Insomma, sono realtà che cercano di entrare dentro la vita concreta delle persone, cogliendo quelli che ne sono i disagi, e cercano di essere un segno che parla, quindi non soltanto parola e formazione, pur importante, ma anche realtà concreta che cambia la vita dal di dentro della società. Se dovessimo dare uno sguardo al futuro, quali linee e prospetti che intravedi per quanto riguarda il cammino della Caritas diocesana di Vittorio Veneto? Ma ancora devo basarmi necessariamente sulle prime impressioni, quindi sono valutazioni non conclusive, anche perché adesso proprio nel mese di novembre ho cominciato a fare il giro dei centri di ascolto e delle commissioni foraniali di tutta la diocesi, quindi dipenderà anche da quanto ascolterò nelle varie foranie come necessità. Quindi, però come prima impressione possiamo già delineare alcuni criteri che vorrei fossero un po' ispiratori del cammino di Caritas prossimamente.
Direi che anche qui abbiamo bisogno di crescere, parola che oggi va di moda, nella sinodalità, cioè nella collaborazione, nel sentire che siamo tutti sulla stessa barca, anche come operatori Caritas, e nel condividere un po' la responsabilità di questo compito di rispondere ai bisogni del nostro tempo. Quindi un lavoro d'insieme tra di noi che presuppone schiettezza, trasparenza, capacità di collaborazione, ma anche sinodalità a livello diocesano, di come Caritas diocesana può sostenere e supportare in modo sussidiario anche le realtà delle nostre chiese parrocchiali, delle nostre frazioni, delle nostre località più piccole. In questo senso c'è bisogno di maggiore coesione, di un camminare insieme che sia anche tra centro, diocesi e periferie. Da questo punto di vista ho trovato tanta accoglienza nei primi centri di ascolto in cui sono stato, con proprio una sete, un desiderio di camminare così, in un'alleanza che diventa cammino fatto insieme. Poi rispetto a questo anche ci sono delle priorità che ci interpellano. Il Papa stesso nel messaggio per la giornata dei poveri di quest'anno lo dice in un passaggio, ed è quello di non restare chiusi in casa ad aspettare che i poveri bussino alla nostra porta. Anche alcuni centri di ascolto che ho già visitato l'hanno messo in evidenza, ed è quello di essere anche qui chiesa in uscita, andare in cerca dei poveri, andare a scovare le povertà, che non sono soltanto le povertà economiche, che pur sono pesanti e ci sono anche povertà relazionali, la solitudine, penso agli anziani in modo particolare, sono povertà di chi non trova lavoro, anche magari giovani che si trovano in condizioni di disagio personale o familiare, per cui non sono né seguiti né incoraggiati a costruirsi un futuro. Sono anche povertà determinate per esempio dalla dipendenza dal gioco, o altre povertà nascoste come la violenza nelle famiglie, che non sono sempre all'ordine del giorno o nell'evidenza. Ecco, l'operatore Caritas, la Caritas nel suo insieme, dovrebbe avere questo sguardo capace di vedere i bisogni, le fatiche degli altri per andare incontro, soprattutto laddove c'è così quella remora nel palesarsi, nel farsi riconoscere, nel chiedere aiuto. Anche di fronte a questa incapacità di chiedere aiuto, che pure è una povertà, avremo bisogno di farci prossimi. Parliamo di povertà anche perché domenica prossima, 14 novembre, è proprio la giornata dei poveri, quinta giornata indetta da Papa Francesco. Ogni anno Papa Francesco pubblica un messaggio in prossimità e per prepararsi a questa giornata. Il messaggio di quest'anno si intitola "I poveri li avete sempre con voi". Hai già espresso gli stimoli, gli spunti che questo tipo di messaggio dà alla Caritas. Un tuo commento complessivo al messaggio, un passaggio che ti ha particolarmente colpito? Ma ci sono diversi passaggi del messaggio, leggetelo, è molto lungo e anche articolato, evidentemente è una cosa che a Papa Francesco sta molto a cuore. Ci sono diversi passaggi che poi ho anche restituito attraverso il fascicolo che troverete nell'azione di questa settimana, e uno è quello anzitutto che i poveri ci evangelizzano. Arrivando nella realtà di Caritas ho scoperto proprio questo, che noi stessi, operatori Caritas, siamo poveri, incapaci di far fronte alle povertà di tutti. Quindi è un sentirsi sullo stesso piano con i poveri. Non siamo i migliori che da bravi cristiani danno una mano agli altri che sono poveri e disgraziati. Siamo tutti dentro un'esperienza di povertà, ed è questo il punto di partenza interessante. Per cui sentendoci tutti poveri, tutti sulla stessa barca, insieme possiamo aprirci alla ricchezza dell'amore di Dio, che poi diventa gesti concreti di solidarietà e di condivisione. Questa è la grande evangelizzazione che i poveri possono fare anche a noi. E poi l'altro atteggiamento che il Papa ricorda è quello di passare dall'elemosina alla condivisione, esattamente nell'atteggiamento che ho appena ricordato, da quello che dà occasionalmente a quello che condivide un cammino insieme con gli altri. Infine c'è un ultimo passaggio che mi ha colpito molto della lettera che Papa Francesco ci indirizza, che indirizza a tutta la Chiesa, ed è una citazione di Don Primo Mazzolari, che dice così: "I poveri si abbracciano, non si contano". Penso al nostro modo di fare carità, che a volte pecca di efficientismo, cerca di essere efficace in tutti i modi, organizzato, e questo è pure un bene, ma rischia di diventare soltanto burocrazia. Invece riscoprire la bellezza del rapporto anche con il povero, in quello che posso dare e in quello che posso ricevere, penso sia una sfida che non è mai finita e ci chiede sempre di rimetterci in discussione. Grazie Don Andrea, buon lavoro. Grazie.
Grazie. Invito tutte le persone che ci hanno seguito a sfogliare il prossimo numero dell'azione, l'azione del 14 novembre, che dedicherà alla giornata dei poveri e alla Caritas ampi servizi, interviste e articoli. Grazie ancora e buona giornata a tutti. E buona giornata a